L'Unione Europea ha deciso, d'ora in poi nessuno potrà utilizzare il termine prosecco come menzione tradizionale anche se declinata in lingue diverse dall'italiano. A stabilirlo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento sulle indicazioni geografiche che appunto limita fortemente l'uso ingannevole di nomi che possono evocare prodotti in altri luoghi o altre nazioni. Una norma nata sulla disputa tra Italia e Croazia del termine Prošek che risale al 2021, quando lo Stato balcanico chiese all'Europa di annoverare uno dei suoi vini bianchi tra quelli da fregiare con la menzione tradizionale tipica. Vino liquoroso che però ha un nome troppo simile al Prosecco, difeso tra privati da un importante ufficio legale in tutto il mondo, che ha fatto battere in ritirata importanti multinazionali che avevano cercato anche solo di abbinarlo a delle patatine o a distribuirlo in lattina. Ma qui la controversia è tra nazioni dell'Unione Europea, chiamata per questo a decidere in merito. Così da oggi il Prosecco è solo prodotto dal Veneto e dal Friuli, mentre continua la battaglia su altri fronti, primo tra tutti quello con il Prosecco prodotto da tanti pronipoti di veneti emigrati in Australia. Soddisfazione dunque da parte dei consorzi a partire dalla DOCG del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene, che tra l'altro domani rinnoverà il proprio direttivo. Questa è una decisione molto importante di cui siamo molto soddisfatti, è una decisione che arriva dopo un lavoro che è stato fatto in sinergia anche con i tre consorzi, che Conegliano Valdobbiadene ovviamente ha dato la sua parte in maniera considerevole per lo sforzo che c'è stato anche di tutti gli studi legali, ma non solo, anche di tutto il comparto del mondo vinicolo e vitivinicolo italiano che si è unito alla nostra causa. Quindi caso chiuso? Secondo il consorzio Prosecco Doc non proprio, perché la norma vieta sì la confusione dei termini, ma da oggi in poi, e sul testo non è stabilito nulla invece sul progresso, quindi al momento la legge non avrebbe validità retroattiva. Per questo, come ci ha detto il presidente Zanetti, parafrasando una celebre frase di Trapattoni, non dire Prošek finché non l'hai nel sacco.